giorno, Maria, testimone dell'amore di Dio nel mondo. Maria è l'esempio vivente dell'amore di Dio per l'umanità. Attraverso il suo amore materno, Maria mostra a tutti come Dio ci ama e ci accompagna nella vita di ogni giorno. Guardando a Maria come testimone dell'amore del Padre Celeste, possiamo vivere una relazione sempre più profonda e autentica con Dio. Carissimi, eccoci giunti al nostro quarto giorno. Siamo quasi a metà del cammino in compagnia di Maria. E oggi facciamo un ulteriore passo nel comprendere la vera devozione a Maria. Il nostro patrono, San Francesco di Sales, ci ha insegnato che la devozione non è semplicemente un atto esteriore, ma piuttosto una relazione profonda e autentica con Dio. È Dio stesso che ci ama per primo e che apre il canale di comunicazione con noi. E lo ha fatto attraverso Maria, che ha dato al mondo il Salvatore. Così come Dio si è fatto uomo attraverso Maria, anche noi possiamo avvicinarci a Lui attraverso lei, nostra Madre Celeste. Penso che possiamo dire che esistono 3 gradi di devozione a Maria. Il primo consiste nel vivere una vita cristiana autentica, evitando il male e pregando a Maria occasionalmente. Il secondo grado comporta un amore, una fiducia e una venerazione più profondi verso Maria, prendendola come modello di vita. E infine, il terzo grado implica una totale consacrazione a Maria e a Gesù, attraverso di lei, facendo tutto con Maria, in Maria, per Maria. Ricordiamo con affetto Santo Domenico Savio, che si è affidato completamente a Maria, fondando la Compagnia della Immacolata, un gesto che ha ispirato molti altri giovani a seguirlo. Questo primo gruppo di giovani consacrati a Maria ha poi dato origine al nucleo fondante dei Salesiani insieme a Don Bosco, creando così la Società Salesiana. E anche nell'incontro del mistero di Dio, incontro tra Don Bosco e Main, Madre Mazzarello, possiamo cogliere, vedere e capire il desiderio ardente di estendere l'amore di Maria alle giovani, che si è concretizzato nell'istituzione delle figlie di Maria Ausiliatrici, nella riconoscenza dell'istituto come opera di Dio. L'esperienza vissuta a Valdocco e a Mornese ci mostra chiaramente l'intervento diretto di Maria nella vita di Don Bosco e di Madre Mazzarello e dei giovani, delle giovani e dei suoi collaboratori che si sono consegnati a lei come figli e figlie. In tutto ciò vediamo la potenza e la maternità di Maria che, come madre amorosa, guida e protegge i suoi figli lungo il cammino della vita. Che questo nostro cammino di devozione a Maria ci avvicini sempre di più a Gesù e ci renda testimoni autentici del suo amore nel mondo.
Hola a todos, mi nombre es... Ciao a tutti, mi chiamo Luis Chacon, conosco Irapuato, Guanajuato, Messico e volevo condividere con te qualcosa che mi ha aiutato a costruire i miei sogni. Da quando avevo 2 anni mio padre se ne andò di casa e questo significò un cambiamento radicale in quello che sarebbe stata la mia vita. Avere bisogno di un padre, di una figura che fosse lì, qualcuno che si prenda cura di te, eccetera. La giornata di oggi mi ha fatto sviluppare una certa empatia per le persone vulnerabili. Ricordo che anche quando ero piccolo non abbiamo mai fatto uso di nuovi vestiti e ne ero felice. E in questo momento sono molto grato per tutte queste situazioni. Ricordo che avevamo più sfide degli altri compagni di classe che avevo nella mia scuola. Ho avuto più sfide rispetto ad altre persone, ma solo il fatto di essere solo in casa e anche dover costruire la casa, uscire e vendere i vestiti usati per strada erano molte delle cose che dovevamo fare. Ma non sapevo che da allora Dio mi stava dando la missione della mia vita: fare la differenza per gli altri. E poi sono entrato in congregazione e lì ho continuato a dare forma a questo sogno, lasciare la congregazione come salesiano di Don Bosco. Non ho continuato lì, ma oggi sto seguendo il mio sogno. Qui al Salesian Family Youth Center a Boyle Heights, come responsabile delle pubbliche relazioni del governo, come coordinatore della pastorale giovanile di questa bella presenza a Boyle Heights e Los Angeles, dove abbiamo St. Mary, Santissima, St. Bridge Chinatown, il centro giovanile della famiglia salesiana e il liceo salesiano a Bishop Mart, tutti insieme. E sono felice di poter realizzare il mio sogno. Mi sueño realidad. Vergine Maria, donna della contemplazione, testimone dell'amore di Dio per tutte le sue creature, che hai vissuto in profonda relazione con il Signore, liberaci dall'affanno del fare e dalla frenesia quotidiana. Attira a te con il tuo esempio le nostre comunità educanti. Desideriamo consacrarci a Gesù, tuo Figlio, perché con te e in te e per te possiamo comprendere il segreto del saper perdere tempo con Gesù, custodendo la pace interiore che ci rende credenti autentici, fedeli e gioiosi quali grembi gestanti e generativi di vocazioni nella Chiesa e nella famiglia salesiana. Amen.